Bella raga, ciao a tutti dal Comandone Veneziano, siamo su Formula Legend e andiamo con gli 1970, abbiamo veramente poche macchine purtroppo. Vediamo, Jack Brahma, non posso... che bello. C'è praticamente un cazzo di nessuno. Andiamo con la Brahman di Ralph Stommelen. Devo sbloccare molte cose, raga. Raga, 11° tempo, bello. Ricordiamo che abbiamo vinto a Monza nel campionato degli anni 60. Vai. Livreo ufficiale, tutto ufficiale. Si gode. Occhio, occhio. Guarda Ferrari, attenzione. Purtroppo siamo arrivati secondi nel mondiale. Dopo me li rifarò io ovviamente. Poi qua andiamo con la High Story Comendiana e capire dove arriviamo. Al first tentativo, al primo tentativo. Siamo noni. Che voglio iniziare bene il mondiale, sono sempre 4 gare in questo 70. Questa non l'ho presa molto bene. Infatti, aia. Primo giro completato, ne restano 9. Qua stiamo attenti perché è pericoloso. Dai, bisogna far punti, raga. Attenzione, qualcuno ha beccato il cartellone. Siamo sempre in difficoltà media finché non trovo la quadra. La vedo un po' dura. Come sempre, gare dove vado bene, gare dove vado di merda, detta proprio in francese. 7th place. Mamma mia che cume. Mamma che cume. Il cume pittura a Monza. Attenzione, attenzione, attenzione. Per chi mi ha chiesto, è ovvio che le piste sono non uguali a quelle vere. A volte tante sembrano quasi al contrario. Non ci sono safety car e ritiri, ma non è questo il senso di sto gioco. Questo è proprio bello per la sua stilosità e per la sua unicità, detta proprio in madrelingua comendiana. Attenzione. Aia. Lo siamo qui, li stiamo girando bene oggi, eh? Prima gara positiva qui a Monza. Ma a Monza abbiamo capito che è una gara favorevole. Dobbiamo cominciare a capire le gare favorevoli in questo gioco. Secondo me non so quante saranno, ma pian pianino. Le gomme sono al 64%. Siamo messi bene per il momento, eh? Se continuiamo così possiamo vincere, fioi. È chiaro che in questo gioco basta un errore e sei fottuto. Credo che siamo arrivati secondi, purtroppo, per comunque un distacco elevato. La prima stagione degli anni 60. Attenzione track limit, però qua a Monza Fiori è dominio comendiano per il momento. Recuperiamo dal 12° posto, le qualifiche sono dure. Qualifiche faccio sempre fatica. Attenzione, torniamo secondi però. Questa non l'ho presa bene. Sono tranquillo perché ho delle curve dove so che posso ribaltarla, tipo... No! È uno stronzo sei. Mamma mia. Bisogna capire anche se arriva la pioggia, perché quello è pericolosissimo. Se sbagliamo quella siamo fottuti. Che le gomme si bruciano subito se mettiamo le gomme da piove. Attenzione, piove. Aspetta un attimo andare ai box, non voglio inchiappettarmi così la vittoria.
Però non riesco ad andarmene. Qualcuno va ai box, qualcuno va ai box. Le gomme sono al 38%, però devo stare molto attento. Vogliamo la prima vittoria, la prima gara, la pretendiamo. Posso aspettare un altro giro per sicurezza. Carburante 50%, ma sul carburante sono abbastanza tranquillo. Al prossimo però box box box, Speriamo bene. Gomma il 28%, chiaramente devo evitare la foratura, se no sono fottuto. Ma qua a Monza il cume domina, Gomma il 25. No, questo l'ho presa malissimo, infatti, track limits. Dai che ci invogliamo verso l'Eternity Glory. Box, box, box. Hard. Guarda che bella. La nostra Brahman. Brahman. Bravo, bravo. B, Y, X, A. Vai. Ci ho messo un po' di carburante per sicurezza. E ho sistemato la macchina un pochino. Oh yes, baby, first class, first class. Autentico dominio del cume. Qui a Monza. Attenzione, terzo, track limits. Dai che ci involiamo. Devo arrivare almeno tra i primi 8 per sbloccare il mondiale successivo di metà anni 70. 2 giri alla fine. Non me l'aspettavo questa vittoria così meravigliosa, devastante. No? Attenzione però, penalità, per carità, è vero che è un secondo, però porca puttana, mi sono preso la penalità. Ma qua a Monza è un autentico dominio cumendiano. Boom. Final lap. Alla fine niente pioggia qui a Monza, solo nuvolosissimo. Sta maturando il primo successo. E stiamo pitturando alla grande. Signori, andiamo a vincere il Gran Premio di Monza con un dominio incredibile. Stommelen domina. Si gode, si gode. Sì, bene che con la penalità sono molto tranquillo, sinceramente. Boom. Chris Simon, Danny Hall. Sono l'unico che ha preso penalità? No, sai che qualcun altro. E si gode, si gode. Grande Brahman. Buono, buono, buono. Prossima tappa.
Vediamo. Nürburgring, ah beh, questo è bello tosto. Ragazzi, pole position, incredibile. Ho dato 7 secondi al secondo e poi gli altri tempi improponibili, secondo me è successo qualcosa. Però, se questo è l'andazzo, devo andare di livello difficile. È chiaro che Nürburgring sono giri lunghi, quindi basta un attimo e perdi la gara, però voglio vedere, andando un po' prudente, che succede. Dopo la prima vittoria possiamo anche amministrare. Dovevamo solo fare una cosa, pitturare. Stanno ammazzando dietro. Ed è una grossa libidine per noi. Devo mettere veramente il livello non difficile. Non ho parole. Per il momento, signori, è dominio molto inaspettato, pensando alla stagione precedente. Aia. Oh. Sì, comunque siamo là in realtà, qua. Però sta macchina la brama un pompa, Primo giro completato e siamo in testa. It's incredible, Cube. It's incredible. Poi abbiamo preso la mano veramente così, in maniera molto inaspettata. Ho un po' livellato, non so se è uscita una patch, non ho neanche guardato onestamente, però c'è veramente... Questo campionato lo stravinciamo se sono tutte le gare sono così. Almeno sono contento, andiamo di difficile, fa un culo, però... Boh. Noi comunque stiamo in campana che basta una cazzata qua nelle chicane e so dolori da panza. Ho una strategia sbagliata. Tempo come. Esce il sole, ragazzi, esce il sole. Gomme al 55%. 2 secondi dal secondo abbiamo. Non c'è storia per il momento. No history. Come dicono quelli bravi. Non è vero. Scusate, ragazzi. Final lap. Final lap. Cioè, no, il final lap, scusate. Ultimo giro prima della sosta. Andiamo al prossimo per sicurezza. Sì, ma li stiamo massacrando, Non è che sto guidando in maniera incredibile, anzi, cioè, boh. O non me ne rendo conto io, o boh. Molto bene. No, lungo. Track limits, track limits.
Bellissimo sto tracciato però, ragazzi. Situazione imbarazzante per gli avversari. Una Brahman a dir poco afrodisiaca. Aia. Ok. Le gomme sono finite. Il carburante comunque per sicurezza sempre un po' ne metto perché non si sa mai. Box, box, box. Hard. E vai. Guarda che bellino che sono molto bellino. Allora, Y, B, X, A. Carburante ci sta. Siamo quinti. Ma quelli davanti ne sono andati ai box, quindi sono abbastanza tranquillo, sinceramente. Occhio. Ma sono già qua. Hanno le gomme finite questi, devo stare attento. Questi hanno le gomme veramente andate. No gom, no gom. Adesso vediamo che era a livello facile. No, non credo. Ho messo normale, cazzo. Aia. Buon buon. Guarda come spingiamo la grande. Noi siamo pronti all'ultimo giro. Tutti ai box, tutti ai box. Boom 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 boom. E si domina. Sono 5 secondi di vantaggio. Attenzione. Via. Due track limits in un secondo netto. No, aia. Ci vogliono far cappelle, abbiamo stravinto, dai. Cerchiamo di portare a casa la seconda vittoria su 4, che non dico che ipoteco già, però quasi il titolo irridato. Per la prossima stagione comunque al 99% piazzo il livello difficile e godo. Non me l'aspettavo sinceramente. Comunque speriamo sia veramente supportato sto gioco, che ci sia tanti aggiornamenti, stagioni in più, circuiti in più, che è la cosa forse che manca di più, e altre belle cosine. Magari una modalità carriera, chissà. Io le penso tutte. E magari a non avere al posto di 14 piloti in griglia più piloti, chissà. Le cose possono migliorare, insomma. Comunque andiamo a vincere. Yuhu. Yes. Ralf Stommelen è pronto.
lento, lento. Vediamo la classifica. Vediamo. Ok, qualcuno ha preso penalità, ma non tantissimi. Cioè, abbiamo un bel vantaggio, una gara di vantaggio praticamente. Quindi basta fare qualche punto. Dai, abbiamo tutto per poter vincere questo titolo. Vediamo la terza. Oh! Nelson Piedicalli sbloccato. God, 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 god. Buono. Vediamo la prossima gara. Silverstone con la pioggia, ovviamente. Mai fatta Silverstone. Vedi, se non conosco la pista. Ultimo in griglia, godo. Wet. E andiamo. Devo fare punti qua. 12 laps a Silverstone. Qua non devo frenare, per esempio. La Cops questa. Pioggia, pioggia. Occhio, occhio. Mamma mia. Male, male, male. Inizio balordo, inizio balordo. Dobbiamo fare una remontata incredibile. Sono le Beckett. Dai. Il leader del mondiale non può essere penultimo. Questo è in pieno, molto bene. E adesso involiamoci verso l'Eternity Glory. Ovviamente quando il tracciato non lo conosco faccio più fatica. Ancora tendo a mollare l'acceleratore troppo presto. Però non siamo lontani, dai. Devo far cagate adesso però. No, mamma mia. Track limit, ma no. Ma non è vero, non è vero, non è vero. Siete dei fasulli, siete. Come siamo 12esimi, qualcuno ha sbagliato probabilmente perché... No, ecco, vedi, sbaglio, la Cops devo farla meglio. I primi se ne stanno andando, no ritmo, no pass qui a Silverstone, no pass. No! Allora guarda il coglione. Niente, non riesco a sorpassare in sta cazzo di gara. E raga, rischiamo di non far punti qua, porca miseria. Gomme al 56%. No, Dio. Troppi errori. Mi stanno recuperando anche dietro, mamma mia. Niente, sta gara non va. Fa un po' va nei box. Se devo capire se ho la forza per recuperare un po' adesso.
perché a Silverstone se non piove non sono contenti. Guarda che no, mamma mia. Però puoi prendere le curve così. Ma veramente rischiamo di non fare punti, peccato, potevamo già ipotecare il mondiale. No, no. Ho dovuto fare un altro modo, ma niente da fare. Attenzione però. Che culo. Sta smettendo di piovere. La possiamo ribaltare così. La possiamo ribaltare così. Ah. Incredibile a Silverstone. Ne faccio un altro di giro, Fiui. La rischio sinceramente. Siamo in first class. La pista è ancora bagnata. Potrei rischiare le hard. No. Rischiamo le hard, vediamo se abbiamo un po' di culo con la strategia. Io la rischio. È un rischio grosso, eh. No, ho sbagliato. Vabbè, mi sono incartato, grazie. Brutto errore. Siamo con le hard. Comunque ho guadagnato, pur sbagliando la sosta completamente. Avevo guadagnato bene. Vediamo se va nei box, speriamo. Incredibile Cuba. Ha azzeccato la sosta ma ha sbagliato la sosta a livello di tasti. C'ho i tasti Xbox, non me li ricordo. Scusate, chiedo venia. E sì che gioco di più col controllo Xbox, non so, non mi viene naturale, non so. Qua nessuno va ai box però. Però vanno lenti, vanno lentissimi però. Stanno bruciando le gomme. Godo. Però secondo me rimangono in pista, questa è la mia sensazione, quindi devo superare il più possibile qua. Non ai box, credo, vedremo. Stiamo rosicchiando anche dal primo, eravamo a 14 secondi. Nessuno va ai box però. Stiamo recuperando, ma non riusciamo a superare un cazzo di nessuno però. Adesso sì. Dai che bastano punti. Grandissima strategia. Cumeniana comunque ho già guadagnato stando in pista. Chiaramente adesso sto straguadagnando perché poveretti non ce la fanno. E che il primo è tanto avanti. Siamo all'ultimo giro. Prendiamo la scia, boom. Quinto posto, va benissimo. Per come si era messa va iper bene. Ecco, il sistema di punti devono cambiarlo secondo me. Anche se è vero che per sbloccare le cose servono quei punti. No, ci metti di più. No. Vabbè.
Quinto posto importantissimo. Yes! Grande strategia. Dominio totale, Fury. Dominiamo nella testa, nel cuore, nella mente. Speriamo in qualche... No, non ci sono penalità. Quinto posto, meritatissimo. 1,51. No, però ancora non siamo matematicamente campioni. La Ferrari è prima della costruttori. Che balle, oh. Ho sbloccato questa, molto bene. Godo. E rigodo. E siamo l'ultima tappa del mondiale. Interlagos, pioggia battente, che bello. Qualifiche orrende, ultimo in qualifica, faccio cagare, oh. Non conosco la gara, pioggia battente comunque anche in gara. Full wet. No, bruttissima partenza. E vediamo, devo fare qualche punticino. No, ho sbagliato, già da quando dovevo frenare. Con calma. Mi piacerebbe perdere anche qua l'ultima gara al mondiale, anche perché sto dominando. Mamma mia. Faccia. Godo. Benvenuti nella pittoresca Interlagos, ed è un Lagos. A me non si vede veramente niente. Gara complicata, gara difficile. Tanto ce lo succiamo questo. Con calma, con calma. Detto che le qualifiche le faccio male a livello normale, a livello difficile, ciao. No, mamma mia, track limit anche. Danno e track limit, che bello. Se parti indietro è dura. Qua sarà dura vedere il sole secondo me con condizioni di pioggia battente, vedremo. Questa è la curva dove recupero di più. Vabbè, questo è proprio un track limit che non condivido. Però siamo decimi, non siamo messi benissimo. Manca ancora tanto, però c'è margine, c'è margine. Dai, come pompa. Merda. Terzo track limit, malissimo. Non c'è passo però adesso. Addirittura stiamo rischiando il sorpasso. Facciamo fatica, non vorrei inchiappettarmi il mondiale, però. Non vedo più quelli davanti, però.
qualcuno va già ai box. Beh, in realtà ci sta. Io provo a ritardare, vediamo, ma non è detto che sia la soluzione vincente, che qua sicuramente non c'è il problema della pioggia e del sole. La gara inizia con la pioggia e finisce con la pioggia. Non l'ho presa benissimo. Vado in box al prossimo giro, rischio ancora. No dai, devo andare, devo andare. Non ho alternative. Troppo messo male sono. Ah, X, Y, B. Vai. Undicesimi. Ai ai ai. Stiamo rischiando, adesso non mi ricordo che se il primo di queste cazzo di sigle qua non originali. Non mi capisco mai, però stiamo rischiando. Solo dammi una svegliata. No. Sta curva la prendo malissimo, l'ultima curva. È la penultima, diciamo. Devo prendere assolutamente qualche posizione. Ma nessuno va a sbattere, niente. In senso buono, ovviamente. Il problema mio sono ste curve qua. E adesso ho capito come prenderle. Un po' tardi, come un po' tardi. È diminuita la pioggia comunque. Non è che siamo decimi. No, mamma mia. Niente però. Non riesco a superare. Dai, che sono la mia portata questi due qua. Buono. E buono. Dai, no! Porca miseria, oh. Niente, oggi va male, anche mi supera chiunque il rettilineo zio Ken. Ok. Il problema è che sono pochi punti, cioè. No, non bloccarti. Mamma mia, quanto l'ho rischiata. Ottavo. Ma non lo so. E poi sono tutti lontanissimi gli altri, manca un giro. Bisogna pregare il Signore. C'è tensione. Anche sto mondiale rischiamo di perderlo all'ultima gara.
Adesso ho capito come fare le curve, maledetto, che va a fanculo, ma... Vabbè, speriamo, Fioè. Ole. Ottavo posto. Vediamo un po' la classifica. E preghiamo. Boom. E vediamo, attenzione. Non ci credo. Perdo il mondiale ancora all'ultima gara. È una maledizione, ragazzi. Adesso me li sparo da solo, proprio mi sono girati i coglioni, detta proprio in francese. 2 secondi posti consecutivi. Raga, un saluto dal comandante veneziano. Beffa atroce. Ciao!